L'onda festante del Treviso Pride 2019 parte poco dopo le 16 da via Roma. Un fiume colorato e chiassoso invade pacificamente la città per rivendicare con forza ed orgoglio i diritti del popolo LGBTE. Perché anche se ci sono state tante conquiste per i diritti, ce ne sono altrettante ancora da fare e la lotta alle discriminazioni tutte non è finita. L'inclusione non è un vantaggio solo per chi è incluso, ma anche per chi include. Perché c'è ancora moltissima omofobia, anche se è diventata più soft, è ancora presente e molto forte. Il Gay Pride è una manifestazione di amore, perché l'amore è di tutti, non solo maschi e femmine. In 3.000 il corteo secondo gli organizzatori, cifre più tiepide per la questura. Ordinato ma tutt'altro che tiepido invece lo sfilare dei partecipanti. I diritti vengono cantati, scritti e mostrati nei modi più diversi, alla faccia del dibattuto dilemma, più formale che altro, fra sobrietà e ostentazione. E tra le bandiere spunta anche un vivace leone di San Marco in versione arcobaleno. Nessuno ostenta, qua c'è solo gioia e orgoglio, nessuna ostentazione. Quello che serve per far capire alcune tematiche. L'eterosessualità è mostrata continuamente, in ogni occasione esibita, figuriamoci se non possiamo farlo noi. Il fatto è l'ambito intimo, ma una questione è l'ambito pubblico. La sessualità, l'identità sessuale è un fatto pubblico. Com'è sto spettacolo? Bello, vedo parecchi giovani. Giudizio critico? Ah beh, assolutamente si guarda, non vede nessun problema, insomma, assolutamente.